Oggi vi propongo un'altra ricetta dolce, una ricetta dolce semplice a biscotto che chiamiamo boccucce d'angelo. Boccucce d'angelo perché sono come una nuvoletta, una morbidezza incredibile e hanno un tocco particolare di colore che sono delle ciliegie candite. Per questa ricetta ci servono allora 175 grammi di farina, una bustina oppure mezza bustina di lievito e un cucchiaio di bicarbonato. Nel caso diciamo non vi trovate il bicarbonato, potete usare tranquillamente una bustina di lievito intero, 110 grammi di strutto come al solito, un pizzico di sale e poi ci servono più o meno 50 grammi di zucchero, quindi un cucchiaio abbondante e mezzo cucchiaino di zucchero a velo mischiato con lo zucchero semolato e 2 uova. Quindi iniziamo con l'esecuzione della ricetta. Prendiamo le nostre uova, ok, li mettiamo in una ciotola e li lavoriamo per bene. Non vi scordate di accendere il forno, perché col forno già caldo i biscotti vengono meglio e i tempi di cottura si riducono. Allora, più o meno gli ingredienti sono sempre uguali, zucchero, farina e uova. Diciamo che l'elemento base dei dolci, dei biscotti in generale sono questi qua. L'unica variante oggi è queste ciliegie candite che vanno messe sopra. Allora, lavoriamo questo e mettiamo il nostro strutto che, vi ricordo sempre, abbiamo cercato di togliere prima dal frigo in modo che è morbido e più lavorabile. Quindi mettiamo il nostro strutto. Ripeto per l'ennesima volta e non mi stanco mai di dirlo, potete tranquillamente raddoppiare le dosi fedelmente perché io li dimezzo automaticamente per un fatto proprio di tempi televisivi. Quindi potete raddoppiare le dosi. Comunque con questa, diciamo con queste quantità, un vassoietto piccolino ci viene. Poi vi regolate in base a quello che vi servono, se ne dovete fare tanti, pochi, molti. Un'altra cosa che vi dico, in questa ricetta praticamente cosa succede? L'impasto viene un pochettino appiccicoso, non vi preoccupate perché deve venire così. Mettiamo un pizzico di sale, il nostro lievito, e adesso uniamo la nostra farina. Queste sono preparazioni che non bisogna usare sbattitore, roba del genere. Va fatto tranquillamente, giusto lavoriamo un po' con la forchetta per non mettere le mani troppo nei liquidi, se no ovviamente anche se l'impasto è appiccicoso, però deve avere sempre la consistenza giusta per lavorarlo, per poterlo lavorare. Appiccicoso sì, ma fino a un certo punto. Intanto poi vi faccio vedere. Anche perché dobbiamo sciogliere per bene lo strutto. Ecco qua. Vedete com'è l'impasto? Praticamente tendenzialmente uno pensa di aggiungere un po' più di farina, però noi intanto lo lavoriamo e poi ci regoliamo se riusciamo a fare le palline, diversamente giusto un'altra spruzzatina di farina. Intanto chiedo a Bina se è in linea. Ci sei, Bina? Sì, ci sono. Ciao a Ecco, tutti. al di là
diciamo di quello che abbiamo usato come ingredienti sono i classici. Sì, Oggi abbiamo acceso il caminetto, è una bella cosa, a me che piace tanto. bello! E speriamo in qualche giorno di cucinarci qualcosa e ritornare un po' indietro nel tempo. E beh, il caminetto da compagnia è una cosa bellissima, a me piace tanto. Stavo dicendo, Bina, il discorso del Sì. dolce, a parte, vabbè, i soliti classici ingredienti, quello che è in più e di diverso sono queste ciliegie candite. Cosa ci puoi dire di queste frutte candite messe su un dolce? Certo, allora sono 251 calorie per 100 grammi e appartengono appunto alla frutta. Contengono sodio, ferro, potassio, calcio, fosforo, fibre alimentari e vitamine. Le ciliegie sono piccole, di circa dimensione 1-2 cm di diametro e hanno una forma sferica. L'abbattimento determina un incremento della conservabilità riducendo l'azione batterica. Contengono antiossidanti, acido citrico, acido ascorbico e viene aggiunto appunto del saccarosio, quindi dello zucchero, a valore energetico molto elevato e privo d'acqua. Vengono addizionate con additivi, coloranti, vengono aromatizzati e conservanti, vengono aggiunti ad essi, come per esempio l'anidride solforosa, i solfiti ed altri additivi alimentari, quindi edulcoranti, per appunto far sì che si mantengano nel tempo. L'aggiunta del bicarbonato di sodio ha diversi nomi, quindi abbiamo l'idrogeno carbonato di sodio, viene chiamato così, oppure carbonato acido di sodio a livello chimico, o carbonato monosodico, ed è un sale di sodio dell'acido carbonico. Vediamo che per 100 grammi abbiamo 0 calorie, attenzione amici, contiene sodio, totalmente sodio e le proprietà sono molteplici, aiuta la digestione, utile per i denti e la mucosa, si trova in molti dentifrici ma viene usato anche per quanto riguarda diciamo, i dolci, vediamo un po' questi magnifici biscotti. In effetti aiuta per la digestione, si trova in molti dentifrici, come dicevo, per curare appunto le gengiviti, le afte della bocca, è utile per il reflusso gastrico grazie al pH alcalino. È un ottimo alleato per la digestione, per esempio se ci ritroviamo che abbiamo mangiato un po' di più, aiuta la digestione perché fluisce con la sua azione alcalinizzante. Viene usato in cucina come sostituto del lievito e rende i piatti più digeribili appunto. Viene usato anche per i lavori domestici. E diciamo che multitasking, in effetti anche per smacchiare i panni, può essere adoperato per esempio, cari amici, se abbiamo ernia iatale, reflusso, gastrite, potrebbe anche essere adoperato la mattina con un bel bicchiere d'acqua tiepida e un cucchiaino di bicarbonato, davvero è un toccasana per la nostra salute. Perfetto, Bina. Io lo uso anche come anticalcare nella lavatrice. E ti dirò di Ottimo. più. Generalmente il bicarbonato sostituiva il lievito dei dolci che adesso c'è. Certo. Quindi, Sì, infatti, sì. in alcune ricette antiche c'è il bicarbonato, non c'è il lievito, diciamo, per dolci, proprio perché è un sostituto fedele della lievitazione dei dolci. Allora, noi l'impasto è pronto, adesso prendiamo la nostra teglia e ci apprestiamo a preparare i nostri biscottini. Ovviamente ho acceso già il forno, per i biscotti 180 gradi sempre. Mettiamo una carta da forno e come notate l'impasto è un po' appiccicoso, però deve essere così. Noi ci bagniamo un po' le mani nella farina, prendiamo questo impasto, cerchiamo di fare delle palline, vedete, e li mettiamo qua sopra. Essendo un po' appiccicoso, ovviamente rende un po', volendo possiamo bagnare anche le mani con un po' di olio. Ecco qua. Tanto poi nel forno si aggiusteranno. Quindi
Vediamo se riusciamo a prenderlo così, in modo che, vedete, è meno lavorabile, e lo so che è un po' antipatico questo discorso, però il biscotto deve venire così. Ecco qua. Tanto questo poi è in forno. Vediamo se con un cucchiaio riusciamo a fare tipo una querela. Ecco qua. Diciamo lo prendiamo a cucchiaiate, va? Il forno, ve l'ho detto, sempre 180 gradi, forno già caldo. Li distanziamo un pochettino perché questo c'è il lievito dentro, quindi tendenzialmente questi biscotti dovranno crescere, per cui c'è il rischio che appiccicano tra di loro, ma non è un problema perché poi si staccano tranquillamente. Ecco qua. Sembrano bruttini, però vi assicuro che poi si aggiustano e sono di un sapore unico, nonostante i pochi ingredienti che c'è dentro. Però forse il sale gli dà diciamo una nota, da un pizzichino quando mangi questo dolce, che glielo dà proprio il sale. E in molti dolci in effetti c'è il sale, proprio per questo motivo. Allora, una volta fatti i biscottini, che noi diciamo cosa dobbiamo fare? Tagliamo la ciliegina intera, la tagliamo a metà, ecco qua, la ciliegia candita ovviamente, e la appoggiamo sopra il biscottino, la affondiamo dentro così, perché sennò quando lievita nel forno rischia che cade. Ecco qua, e la mettiamo in questo modo. Vedete? E già mettendo la ciliegina noi aggiustiamo un pochettino il biscottino, ecco, sembrano bruttini, però vi assicuro che quando sono cotti sono di un sapore. Sicuramente la forma, l'occhio vuole la sua parte, ma in questo caso va benissimo così. Ecco qua. Vedete, magari se c'è qualche sbilenco da questa, lo raccogliamo con la ciliegina e arrotondiamo il biscotto. Vedete? È un'operazione così semplice, poi bisogna prendere un po' di manualità nelle cose. Quindi, ecco qua. Vedete? E lo riportiamo, diciamo, come con la sua rotondità. Benissimo, così. Perfetto, a questo punto noi li inforniamo, vi ricordo sempre 10 minuti. Bina, sono molto calorici questi dolcini oppure vanno bene in questo modo? Nel senso che possiamo... No, vanno bene, questi si potrebbero anche adoperare per la colazione, quindi 3 biscottini di questi a colazione vanno bene perché abbiamo appunto la quota di carboidrato, poi troviamo appunto la proteina e poi, come si suol dire, la ciliegina sulla torta in questo caso, abbiamo anche una nota di frutta, anche se c'è anche di zuccherina, però per iniziare la mattina va benissimo, quindi ben vengano. No, anche perché Naturalmente, qua... Sì, dimmi. Scusami, dimmi. no, dicevo che questi biscottini poi appunto parliamo un po' di soia, dei biscotti, di vicine, di pasticceria dolce e venivano adoperati degli additivi perché appunto non avevano poi tutti questi ingredienti all'epoca, quindi magari si facevano con questi pochi ingredienti, ma la qualità del prodotto poi davvero che era eccellente, insomma. Anche perché qua anche come zucchero, come quantità di zucchero è poco, voglio dire, non ce n'è molto. Ma sì. Quindi Certo. ne prepariamo un altro. Anche per esempio si potrebbero adoperare nel pomeriggio, no? Come merenda. Eh sì, un pochettino ci prendiamo il tè alle 5 con il biscottino. Certo, facciamo come gli inglesi. Come gli inglesi, sì. Infatti. Oppure per diciamo, la preparazione di qualche compleanno, di qualche ricorrenza, tanto sono facilissimi da fare, insomma, non c'è un grande impiego poi, ci vuole sì, no, solo infatti... buona volontà
entusiasmo. E infatti noi cerchiamo sempre di trovare delle ricette semplicissime, proprio perché diciamo è alla portata di tutti. Poi voglio dire, sicuramente ci vuole un po' di buona volontà nelle cose, però voglio dire, sono ingredienti così semplici, così magari molte volte la manualità è importante perché vedete, questo fatto che questo impasto viene un po' appiccicoso, uno alle prime armi un pochettino si spaventa, però si può oleare le mani con un po' di olio, quindi riesce a lavorare, vengono pure più rotondi, più perfetti. Chi magari li fa già da tanto tempo non lo spaventa questo fatto, insomma. Quindi voglio dire, poi Cioè, seguendo piano piano le cose, poi è come tutte le cose, la pratica è quella che ti aiuta ad essere poi brava nelle cose, perché più una cosa si fa e meglio è. Quindi si acquista come poi no, certo, manualità in tutte le cose, quindi soprattutto dimentichezza. nella cucina o comunque nelle forme, nei dolci, nelle cose, la manualità è importantissima. Nel tempo ci sono alcuni dolci, per esempio, io molte volte non li ho fatti da sola, se non vederli prima fatti da mia mamma. Per alcune volte li abbiamo dovuti fare insieme perché comunque anche la consistenza della pasta, Certo. soprattutto in quei dolci disgraziati che c'è scritto farina quando basta. Guarda, quello è un tormento per chi si avvicina all'arte culinaria in questo senso perché farina quando basta, non è semplice. Adesso poi no, si acquista Certo. manualità, allora tutto è più facile, ma all'inizio uno non sa, sì, va bene, forse è troppo dura, però se mai uno si ci mette, bina mia, mai riuscirà a Beh, certo, mai si capire, mette, ecco. mai Poi mano a sì, mano, come voglio no. dire, è logico che nel tempo ci si abitua. Tutto sta nella volontà, nella buona Sì, volontà, sì, tutto vero, questo. vero. Intanto noi qua. Naturalmente si potrebbero poi avere delle varianti, io la sparo così, Sì, se c'è qualcuno che magari ha un'allergia alle ciliegie oppure a qualche altro ingrediente che viene contenuto in questi biscotti, si possono per esempio inserire, correggimi se sbaglio, delle mandorle, delle castagne o comunque delle arance sempre canditi, della zucca, del limone, insomma ci sono poi delle variabili in questo senso. certo, certo. Bina, quello è ovvio, cioè allora la ricetta nasce così. Diciamo che siccome Certo, essendo certo. un biscotto viene quasi bianco, diciamo Sì, sostanzialmente, questo ciliegina rossa gli dà un tocco di colore, però ovviamente è logico che se uno ha, ma anche a livello di sbizzarrire un po' la fantasia, cioè non è che è detto che deve essere fedelissima la ricetta in questo modo, cioè ci sì, possiamo mettere come giustamente hai detto tu, possiamo metterci una mandorla, possiamo metterci delle gocce di cioccolato, possiamo metterci della frutta candita, magari un po' di cedro, un po' di che sono uva passa, come no, certo. prodotti della nostra terra che non hanno uguali, possiamo mettere quello che vogliamo, possiamo Sì, anche non mettere niente, voglio dire, alla fine certo, certo. la semplicità poi è quella che... E siccome viene un po' piatto, viene un po' bianco, e allora questa ciliegina, eh, poi il fatto che si Dà un chiama, po' di colore. ecco, boccuccia d'angelo, può darsi che simboleggia un po' questo biscotto bianco e questo rosso, forse la boccuccia, che ne so, quindi Sì, non sì, saprei. È ovvio, tutte le ricette, tutte, possiamo personalizzarle come vogliamo. Anche una semplice crostata, per dire, invece di fare le solite strisce, le solite, possiamo farle tranquillamente come vogliamo, possiamo fare i fiorellini, sempre con la pasta frolla. Quello poi dipende dal fatto che noi, diciamo, dobbiamo sbizzarrire la fantasia. In cucina la fantasia è importantissima, soprattutto con i dolci, perché, insomma, dai, Bina, ci vuole, dai, un po' un tocco anche personale, personalizzare un pochettino, che ne so, facciamo una crostata e la vogliamo dedicare al nostro amore e ci facciamo tutte le, invece delle striscette facciamo dei cuoricini con la pasta frolla. E quindi ci mettiamo i cuoricini sopra, li possiamo colorare con dei coloranti alimentari, ross, per esempio. Quindi voglio dire, possiamo fare dei certo. fiorellini e colorarli e quindi diamo un, cioè è comunque sempre una semplice crostata, però alla fine diciamo diamo, che ti voglio dire, un tocco di intanto personale e però una cosa
bella, diversa dal solito e dà pure un po' di allegria, no? Certo. Quindi Come no, certo, certo. tutto Ma si possono anche speziare i biscotti, quindi non solo a livello decorativo, in superficie, ma anche per esempio speziarli con un po' di zenzero, un po' di noce moscata, con come un no, sapore un come po' no. più deciso, con l'anice, con la cannella, con il miele, insomma. Poi dipende sempre dall'appartenenza del nostro Certo, territorio, dei certo. prodotti che la nostra terra ci dà. Quindi è giusto rendere appunto lode ai prodotti del territorio, ma anche un po' personalizzarli, giustamente come dicevi poc'anzi, giusto? Ma anche questi qua, se non vogliamo mettere la ciliegia, sempre per il discorso che dicevi del fatto delle intolleranze o comunque delle allergie, noi possiamo Sì, mettere sul sì, biscotto, prima di infornarlo, anche dello zucchero di canna, che è più grosso rispetto sì, allo zucchero, diciamo, semolato normale, che dà poi una nota un po' lucida del biscotto particolare, sì. stesso. Li sforniamo e magari ci mettiamo sopra, a parte lo zucchero a velo, e quindi una spolverata di zucchero a velo, ma una spolverata di cacao, quello che a noi più ci aggrada e che comunque possiamo, te l'ho detto, possiamo sbizzarrirci come con i dolci è troppo bello perché comunque si vede proprio la differenza. Se cambi un pochettino l'ingrediente o comunque aggiungi o togli qualcosa, cioè proprio si vede. Lo stesso biscotto fatto in 4 cose diverse è come se fossero 4 ricette, ma alla fine la base è sempre quella. Questi biscotti qua, se a Certo, uno ci metto la ciliegia, a uno ci metto il cacao sopra, un altro lo zucchero di canna, cioè sembra aver fatto 4 ricette, ma alla fine è lo stesso biscotto. Solo che è stato, rispetto alla cucina, il dolce si presta a queste cose. La cucina, se fa il sugo quello è. Poi l'impiattamento, la certo. cosa, ok, possiamo. Però voglio dire, insomma, alla fine quella è la ricetta. Ma con i biscotti e con i dolci possiamo veramente dare occhio a tante, tante cose. Ebbene, allora ci siamo quasi. I dolci dovrebbero essere. Sì, 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 sì. Sono perfetti. Perfetto, Sì, anche sì, sì, perché sì. questa ricetta diciamo che risale al X secolo, quindi questa parola biscotto deriva dal latino panis biscottus, che significava pane cotto 2 volte, quindi da lì bis cotto, Ah, e ah. quindi abbiamo poi il risultato in questo senso, quindi è ovvio che ci sono le varianti, dipende sempre dal piacere, magari dalla fantasia di chi si propone chi in cucina. E poi, a parte questo, si può anche conservare per lunghi periodi perché appunto la pasta frolla si presta bene per le conservabilità a lungo periodo, non Perfetto. va male. Allora, Bina, i biscotti sono pronti. Li sto togliendo anche Sì, se mi vedo, vedo. brucio, però volevo farli vedere in questo piatto perché vedete come si sono aggiustati. Sembravano brutti, sbilenchi, però sono ritornati, ma sono di una morbidezza Bina unica. Ecco qua. E Sì, beh, che dite ragazzi? Vi piacciono? complimenti, Un complimenti. profumo, io voglio assaggiarlo uno, però ho paura di bruciarmi. Però vedete come sono morbidi, ecco il discorso che dicevo prima. Sono veramente di una morbidezza unica. È un profumo, nonostante tutto, non è che ci sia chissà che, però si sciolgono in bocca, si sciolgono in bocca. Fateli e vi assicuro che non li lascerete più. Benissimo. Oggi questo piatto ci delizia veramente. Bina, alla Sì. prossima. Grazie dei tuoi Grazie, consigli. Un ciao a bacio a tutti. tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.